Sicilia in Bolla è giunta alla 10ª edizione, stiamo vedendo un momento di degustazione dei 10 spumanti di Franciacorta, ma una 3 giorni intensa dove i maggiori spumanti, i maggiori vini della Sicilia e anche diciamo del resto d'Italia saranno presenti qui a Realmonte. Sì, assolutamente. Sicilia in Bolle è la manifestazione che nasce per dare una vetrina che secondo noi mancava 10 anni fa a favore degli spumanti siciliani. Gli spumanti siciliani che nell'arco di questo periodo di tempo hanno raggiunto molta notorietà, non soltanto a livello regionale ma anche extra regione, non soltanto notorietà ma anche consensi nei vari festival o nelle varie guide. Ricordo che 10 anni fa, quando iniziammo a Stendo, riuscimmo a trovare 23 aziende che partecipavano e che quindi producevano spumante. Adesso quest'anno siamo arrivati a ben 70 aziende presenti, altre che per questioni di tecniche, diciamo, nel senso che non sono riuscite a imbottigliare oppure perché lo spumante era già finito, non hanno potuto partecipare. Quindi partiamo per, diciamo, valorizzare con il nostro piccolo contributo lo spumante siciliano, ma che poi arricchiamo il contenitore Sicilia in Bolle con dei momenti di confronto, li definiamo noi, con alcuni consorzi importanti come quello del Franciacorta. Negli anni passati abbiamo avuto il Trento Doc, l'Alta Langa, l'Oltrepò Pavese, quindi abbiamo voluto confrontare addirittura anche lo Champagne per un paio di anni, le nostre eccellenze spumantistiche con quelle nazionali e internazionali di maggiore successo. Presidente regionale, ecco, quanto è difficile questa carica nella sua complessità, Presidente? Beh, devo dire la verità, abbastanza, non voglio dire molto perché non è giusto, abbastanza, però lo faccio con molto entusiasmo. Sono sostenuto da una squadra di ragazzi e ragazze veramente unica, che mi supportano e sopportano, mi danno veramente tanto stimolo, tanta forza per riuscire a coprire un po' tutto quello che è le esigenze AIS del territorio regionale, quindi impegnativo ma gratificante. Ecco, qual è la situazione dei vini in Sicilia attualmente? Beh, i vini in Sicilia nel generico abbiamo oggi l'Etna che fa una corsa, non dico a sé, però è attenzionata dai maggiori esperti e appassionati di vino nel mondo. Il Grillo oggi è un'uva che ha già ritagliato il proprio spazio nei well lovers e negli specialisti che si occupano di vino nel mondo, non soltanto in Italia. Poi noto che da parte dei grandi appassionati di vino c'è molta attenzione su tutto il resto che la Sicilia offre, quindi sul classico Nero d'Avola, che è ormai affermatissimo e conosciutissimo un po' in tutto il mondo, ma anche sul Catarratto, su l'Insolia stesso, un vitigno che spesso è stato snobbato. Quindi diciamo che la Sicilia ha un brand, secondo me, unico, e di conseguenza il vino siciliano tutto è in salute e è molto apprezzato. Oggi qui a Sicilia in Bolle il vostro concorso presenta 10 spumanti Franciacorta con una degustazione. Sicuramente la Franciacorta oggi è denominazione ospite di Sicilia in Bolle, e quindi i colleghi sommelier con il mio contributo presentano e presentiamo il territorio, la denominazione, le regole di produzione, i criteri di produzione dei vini, e stiamo degustando 10 diverse interpretazioni di Franciacorta. Avete anche spiegato i vari sistemi, i vari tipi di vino, questa presenza qui a Sicilia in Bolle? Sicuramente oggi Franciacorta può essere visto declinato in diverse tipologie, classicamente Brut, Satin e Rosé. Il Brut in particolare, ma anche il Rosé, possono essere declinate in tipologie di sapori, quindi dal non dosato all'extra Brut, al Brut e così via. E poi abbiamo le versioni di tutti i vini millesimato,
e riserva. Millesimato è quando un Franciacorta permane almeno 30 mesi in affidamento sui lieviti, riserva quando questo periodo si allunga a 60 mesi. Il marchio Franciacorta ormai è un best nella vinificazione non solo in Italia ma anche nel mondo. Sicuramente oggi con la parola Franciacorta intendiamo il territorio ma anche il vino, che in questo momento è un territorio con circa 3.500 ettari di vigna specializzata, 120-130 produttori, 20 milioni di bottiglie prodotte e commercializzate annualmente. È una manifestazione che è cresciuta moltissimo, già siamo alla 10ª edizione, e chiaramente è un'edizione dove si parla di spumanti. La Sicilia crede negli spumanti, ci sono grosse realtà già oggi, noi stiamo investendo, abbiamo un progetto con il CREA e quindi riteniamo che sullo spumante si possa fare moltissimo e la Sicilia ci deve credere perché abbiamo grandissime possibilità. In questo momento ci sono circa 80 aziende che producono spumante, però anche i numeri sono molto limitati. Si parla di 1.880.000 bottiglie. Considera che il Veneto ne produce di Prosecco 700 milioni, quindi abbiamo grande possibilità di crescita. La vostra funzione nel territorio siciliano, Presidente? L'Irvo, diciamo, è una grande storia, nasce 74 anni fa, ha contribuito moltissimo allo sviluppo del settore vitivinicolo. E oggi, quindi, di cosa si occupa? Si occupa di sperimentazione, di ricerca, di promozione e poi fa la certificazione di tutti i vini DOC e di ACG. Questo per quanto riguarda i vini, nel settore dell'olio facciamo la certificazione dell'IGP Sicilia. Ecco, che giudizio dà dei vini in Sicilia? In generale, in Sicilia stanno crescendo moltissimo, la Sicilia è diventata una grande realtà, sta puntando su vitigni autoctoni. Noi abbiamo questo progetto col CREA di cui dicevo prima per quanto riguarda gli spumanti e puntiamo su 7 varietà autoctone, 4 di rossi e 3 di bianchi, perché vogliamo chiaramente far vedere qual è la tipicità del prodotto, il legame col territorio. Il vino emergente in questo momento, secondo lei? E allora in questo momento abbiamo il grande fenomeno dell'Etna, che ci invidiano un po' tutti. L'Etna è cresciuta moltissimo, io sono della zona dell'Etna, tra l'altro ricordo come 30 anni fa c'era una desolazione totale, oggi c'è una grande crescita, poi una grande, diciamo, anche dal punto di vista enoturistico, moltissimi vengono, diciamo, ma tutti i territori, il Grillo per esempio sta avendo anche un ottimo successo. Ma chiaramente oggi stiamo puntando anche sul Cataratto. Ieri sera abbiamo fatto la degustazione del Cataratto, un vitigno fino ad oggi snobbato, ma che ha fatto vedere come, diciamo, trasformato, lavorato bene, può dare ottimi risultati.